Ascolta, invece tu mi hai raccontato che alcune persone si facevano il vestito di Santa Rita o de Varigeddon. Sì, sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno si ammalava, per esempio, e si invocava Santa Rita, anch'io, mi è successo anche a me. E se guarisco, se mi va tutto bene, anche se dopo se non andava bene, si faceva il vestito di Santa Rita con una cinta in pelle, la benediceva il prete, il vestito, e poi lo indossavo, la E lo Santa indossa- Rita. E per le processioni aveva questo vestito di Santa Rita, io e tanti, capito? Veramente si correva. E mi hai detto che anche tua madre ha fatto una richiesta Anche mia mamma e lei quando è morta ha voluto il vestito di Santa Rita per seppellirla, sì, questo sì, mia mamma. e gli avete messo anche qualche altro oggetto il giorno? No, il rosario e il vestito nero con questa corda nera. Ascolta, zia Claudia, cosa vuol dire Gomais Evrorisi? Ma che frasi, ti dico la mia, io sono, diciamo, straniera, fuori Non dentro, è, non è di qui. non sono di qui. Oh, No. lì, come sono arrivata qui, perché Non si- ho E non dai del tu ho là, fatto l'insegnante d'asilo, sarà anche per quello che qualche persona mi rispetta di più. Dico mai, mi dice signora, ma i nostri vicini, proprio Gomai. vicino insegnariamo mai. Sì. Per fare il gomare di Vrodi è diverso, perché io gli dico gomare perché non era qui. Per rispetto gli dico mai Claudia. Ma quando si vedeva Gomaisi, te l'ho fatto con E contate bene. molto, Leoni, un paio, settimane, capito? Si poniamo su sua mano di Aici e le andiamo su. Gomai. Fila, si dice, facciamo così, come, fila santuani, Fila fila de de Deus, Deus, gomai ormai si varreuso. va Deus, pocanto bifeuso, Gomai varreuso. e gomai varreuso. E poi ci baciavamo e è stato esorato.